Posata la prima pietra nel Bosco dello Sport. Il nuovo stadio, che potrà ospitare incontri di calcio e rugby, sarà pronto nel 2027. La cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco e del ministro dello sport. Ci sono tutti gli elementi, tutti i contenuti che testimoniano non soltanto la volontà di costruire un edificio o una serie di edifici, ma di farli a misura di persone, di renderli accessibili in un contesto di massimo rispetto dell'ambiente, con una capacità di produrre più energia di quanto ne consumeranno questi luoghi. Quindi credo che l'uomo sia al centro di questo progetto. Quello che è stato fatto qui con il Bosco è un esempio per tutta Italia. Per troppi anni abbiamo parlato, abbiamo sperato, abbiamo sognato, abbiamo auspicato e qui si è realizzato o si sta realizzando. Mi sembra che sia di buonissimo auspicio per tutti gli altri che stanno cercando di fare. I lavori per l'impianto sono iniziati ufficialmente lo scorso 22 settembre per un investimento complessivo di 93 milioni di euro. Lo stadio avrà una capienza di 18.500 posti e sorgerà in adiacenza all'Arena. Il palazzetto da 10.500 posti, che potrà ospitare competizioni di basket e pallavolo e concerti. Io penso che questa sia una cosa di tutti, sono convinto di questo che dico e credo che sia una struttura, siano delle strutture grandi che servono alla famosa Patreve, Padova, Treviso, Venezia. Lo ripeto, siamo fratelli, no amici, fratelli. Dopo ci possiamo prendere in giro in campo, per carità, ma io personalmente ho un rispetto dell'avversario sempre e comunque e si dà sempre la mano, se vince o che se perdi, sempre. E poi c'è l'arbitro che decide, qualche volta fa anche degli errori. Pazienza, se poi non sono bravi vanno in Serie B anche loro, però così funziona il mondo e i ragazzi, i giovani lo capiscono e lo sport può diventare, è veramente un'azione culturale. La forma sinuosa degli spalti richiama il fluire delle onde della laguna e simboleggia l'anello consacrato che veniva e viene lanciato nelle acque della laguna durante lo sposalizio del mare. L'ambiente che ci ha ispirato, la forma del nostro stadio ripercorre, diciamo, la forma delle onde della laguna, l'incontro dell'uomo con la natura. Volevamo sicuramente ricreare uno spazio immersivo per tutti e il fatto che ci siano anche il parco attorno al nostro stadio ci aiuta proprio in questa immersione nella natura.